Buongiorno e buona Pasquetta telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo lunedì dell'Angelo. Siamo come sempre qui per raccontarvi cosa sta succedendo a nord-est, a tutti i fronti, quelli della cronaca, dell'attualità e della politica. Ma oggi soprattutto vi racconteremo il giorno di festa, questa Pasqua, dalla ritrovata normalità o quasi. Ovviamente prima partiamo dalla cronaca, partiamo con un occhio puntato su quello che sta succedendo anche in Ucraina, con il sindaco di Bucha che dice: qui è stato ucciso un abitante su 5, così riferisce anche l'Ansa.it. Missili piovono intanto su Leopoli, quindi sull'estremo occidente dell'Ucraina. 6 i morti, non ci sarebbe, c'è anche un bimbo, quindi nessuna tregua nemmeno in questi giorni di festività di Pasqua e quant'altro, e quindi questo a livello internazionale. Mentre se guardiamo alla cronaca, cominciamo dal Trevigiano. Alle 7 di oggi vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti a Mogliano Veneto in via Altinia per il recupero di un furgone ritrovato incidentato all'interno di un fossato a bordo strada. L'elemento più particolare di questo intervento è però stato il fatto che sul posto, al momento del recupero del mezzo che vedete, non fosse presente il conducente. Tra le ipotesi, quella che la persona alla guida potesse essere stato alterato dall'alcol al momento quindi del sinistro e che sia fuggito per non incorrere nel ritiro della patente. Ma insomma in questo caso le bugie hanno davvero le gambe corte, perché viste le modalità del sinistro non è si risalirà quanto prima all'identità di quest'uomo, e ovviamente la targa è lì presente ed è questione, ci dicono dai carabinieri, questione proprio di minuti. Sempre questa mattina alle 7:15 all'interno di un terreno agricolo vicino ad un campo nomadi lungo via Feltrina Nuova a Montebelluna, per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio che ha interessato un furgone Fiat Ducato che fortunatamente non è andato del tutto in fiamme grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Montebelluna. Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, anche i carabinieri della locale compagnia. E nel fine settimana, rimaniamo sempre nel Trevigiano, i carabinieri della stazione di Valdobbiadene hanno tratto in arresto in flagranza di reato un italiano di 35 anni per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di controlli preventivi volti al contrasto dei reati contro il patrimonio e del traffico di sostanze stupefacenti, in occasione proprio di questi giorni di Pasqua, poi ne parleremo, i militari hanno notato il giovane in circostanze sospette lungo una strada tra Segusino e Valdobbiadene. Hanno proceduto quindi ad un controllo nei suoi confronti, che poi si è sviluppato anche nel domicilio del 35enne. Qui sono state trovate varie quantità di sostanza stupefacente e da qui è partita per l'appunto la denuncia. Questa la cronaca, questi i fatti di queste ore, mentre le strade del Veneto sono sorvegliate speciali, perché come dicevamo è una Pasquetta di ritrovata normalità, e quindi è chiaro che ci siano dei flussi da monitorare. A tal proposito siamo in grado di proporvi un messaggio registrato poco fa dal comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso, Gianfilippo Magro. Sorvegliata speciale in particolare è la Treviso Mare, e un aiuto sta arrivando anche dall'alto, dal nucleo elicotteristi di Belluno. Ma sentiamo il comandante Magro. Buongiorno, ci troviamo nella centrale operativa del comando provinciale di Treviso. Pasquetta è una giornata particolarmente impegnativa per le forze dell'ordine per via dell'alta mobilità che caratterizza la Marca. E proprio per questo le pattuglie dei carabinieri oggi sono coadiuvate dall'elicottero del 14° nucleo di Belluno.
ed effettueranno posti di controllo sulla strada del mare che collega Treviso con la Litoranea, nell'ottica di scongiurare comportamenti pericolosi alla guida e garantire così l'incolumità degli utenti della strada. L'invito è quello di segnalare al 112 ogni situazione di pericolo, ma anche di disagio e di malessere. Dall'altra parte del telefono troverete operatori qualificati e competenti che sapranno fornirvi aiuto. È importante segnalare al 112 persone e veicoli sospetti nei pressi della propria abitazione e di quella dei propri vicini, in maniera tale da garantire il pronto intervento delle nostre pattuglie sul luogo segnalato. Buona Pasqua da parte dei Carabinieri di Treviso a tutti i telespettatori di Antenna 3 e ai cittadini della Marca trevigiana. Ecco, queste le parole dunque del comandante provinciale dei Carabinieri Gianfilippo Magro, che si è rivolto ai telespettatori di Antenna 3, quindi lo avete capito, doppio il fronte: da un lato la sicurezza stradale in un giorno di forti flussi, poi vi mostrerò anche alcune immagini non solo della Marca trevigiana, ovviamente intenso è il traffico verso le località di mare, la Treviso Mare, ma anche la strada Romea. Ci collegheremo con Rosolina Mare per esempio, ma andremo poi sul Piave e anche in Cadore nell'Alto Bellunese. È una giornata, una Pasquetta particolare anche per la città di Treviso. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, le città d'arte sono state prese d'assalto, soprattutto Venezia, Padova, Verona, ma anche la stessa città di Treviso che oggi sta vivendo una Pasquetta green, perché di fatto si sta tenendo una giornata ecologica. Per fare il punto siamo collegati, lo saluto e lo ringrazio, con l'assessore comunale all'ambiente Alessandro Manera. Buongiorno assessore, buona Pasqua, buona Pasquetta. Buongiorno a tutti e auguri anche da parte mia. Ecco, come sta procedendo questa Pasquetta green, così l'abbiamo chiamata a Treviso? No, sta procedendo molto bene, abbiamo un'invasione pacifica di biciclette in centro, tantissimi turisti, e quindi abbiamo deciso di collocare la domenica ecologica in un giorno di festa diverso, che appunto è lunedì di Pasquetta. Ecco, tra l'altro qui ci sono anche le informative del Comune, non so se possiamo vederla: giornata ecologica lunedì 18 aprile, i parcheggi gratuiti dalla cavalcavia della stazione alla Miani Park, Cittadella, quindi il parcheggio adiacente, diciamo così, alla cittadella delle istituzioni, Porta San Tommaso e quant'altro. I flussi sono regolari, assessore? Sì, non abbiamo notizia di traffico importante, abbiamo deciso di mettere a disposizione, come tutte le domeniche ecologiche, in questo caso lunedì, tutti i parcheggi a nostra disposizione per arrivare tranquillamente vicino al centro e poi utilizzare o la bicicletta o andare a piedi. È sicuramente un momento importante, noi sappiamo che queste domeniche ecologiche, questi lunedì ecologici di Pasquetta ci sono imposti alla Regione, ma perché non sfruttarli per godersi la città in libertà? Tra l'altro abbiamo un afflusso di turisti veramente importante, abbiamo dei dati incoraggianti anche dopo il lockdown degli anni scorsi, visto l'affluenza aeroportuale. Ecco, io vi sto mostrando nel frattempo le immagini che arrivano in presa diretta dalla nostra Lina Paronetto, che si trova per l'appunto in giro per la Marca. Poi vi racconteremo questo lunedì dei trevigiani e non solo, ovviamente, ed è un centro comunque vivace, sicuramente, assessore, un centro diversissimo da quello che abbiamo visto l'anno scorso e ancora di più 2 anni prima. Sì, per fortuna, e quindi noi siamo anche felici che la città possa essere goduta a piedi, in bicicletta, perché dobbiamo ritornare a goderci la città attimo su attimo. La macchina tante volte non ti consente di godere quei momenti, quei passaggi e la bellezza della nostra città. E perché no, godersi la Pasquetta in questo modo diverso è sicuramente importante. Suggerisco a tutti di stare molto attenti, perché chiaramente il traffico in uscita e in entrata potrebbe essere importante, specialmente in direzione del mare,
e quindi state in città, godetevi la città che è bellissima, con un tempo che peraltro c'è molto clemente. Sì, c'è da dire anche questo. Tra l'altro una città aperta, perché numerosi sono i bar e i locali che stanno tenendo aperti per accogliere al meglio i visitatori, i turisti, va detto anche questo. Poi abbiamo parlato con molti di loro, c'è tanto tempo da recuperare, ci sono 2 anni di mancate festività, quindi c'è una questione prettamente economica anche. Sì, sicuramente i ristoratori e tutte le attività produttive hanno sicuramente subito molto in questi 2 anni, perché il lockdown è spesso capitato in questo periodo, non parliamo di 2 anni fa quando era veramente tutto chiuso. Devono recuperare molto, stanno lavorando molto bene. La città, ovviamente la nostra città è famosa per un senso di accoglienza ai nostri ristoratori e ai nostri baristi importante. Continuiamo così che tutti uniti usciremo anche da questo periodo molto difficile. Ecco, le chiedo anche un bilancio di queste giornate ecologiche che si sono tenute un po' da alcuni mesi a questa parte. Come sono andate? Quasi tutte, anzi tutte di domenica. Sì, allora teniamo conto che queste domeniche ecologiche ci sono imposte per legge, perché sappiamo qual è la qualità dell'aria in generale nella pianura padana. Però bisogna utilizzarle, sfruttarle come un momento importante per rivivere la città in un modo diverso, come ho già detto. I bilanci sono stati estremamente positivi, onestamente, perché poi anche le persone si abituano, i ristoratori hanno capito e quindi hanno fornito un servizio a tutta quella gente che ha invaso pacificamente la nostra città. Una domenica ecologica fa abbiamo avuto veramente numeri da record, e quindi anche oggi mi aspetto la stessa cosa. E diciamo che è stata anche bene accolta dai commercianti. Sì, certo. Un tempo poi forse non sarebbe successo questo, diciamo che anche la pandemia per certi versi ha spinto molti visitatori, molte persone a riconsiderare anche proprio le passeggiate in centro, la fruizione della città, dei plateatici. Sì, certo, quando ti viene privato per tanto tempo quello che è il normale flusso della tua vita, sicuramente tu godi molto di più nel poter visitare la città a piedi e quindi vivere ogni attimo. Quindi diciamo che sicuramente la pandemia in tutta la sua tragicità, perché non è che dobbiamo prenderla come esempio positivo, ha però permesso di riscoprire tanti valori che non avevamo in passato, che avevamo perso, perché la domenica a piedi, la vasca in centro si è sempre fatta anche anni e anni fa. Diciamo, il flusso della vita un po' troppo forte, un po' troppo veloce ci aveva fatto perdere questi valori che la pandemia forse ce l'ha ridato in qualche senso, nella sua tragicità, lo ripeto, ma perché non godersi la città con queste giornate a piedi in bici? Assolutamente, ormai le chiedo perché sono curioso, lei fino a poco fa era appunto a Treviso, ma dove trascorrerà la sua Pasquetta, Assessore? Beh, io cercherò di andare al mare, onestamente, per rivedere il mare, perché poi, come ha invocato il sindaco, i prossimi weekend lo rivedremo tanto poco, perché ha chiesto alla sua squadra di essere presente in città in maniera importante. Però anche lì, arrivando al mare, a Jesolo, lo dico chiaramente, mi prenderò la bicicletta, mi farò un bel giro, perché dobbiamo smaltire anche un po' di colomba, mettiamola così. Sì, no, diciamo che è un problema di tanti, ma com'è la situazione, com'è il traffico? Lei che arteria sta percorrendo? No, io sto andando per Macerata, faccio Macerata Ponte di Piave, di là, di San Donà. No, mi sembra abbastanza scorrevole. Ecco, io chiedo a tutti, visto essendo io anche un motociclista, di stare molto attenti, perché in strada non ci sono solo le auto, ci sono anche i motociclisti, ci sono i ciclisti, e quindi di mettere un'attenzione in più, perché insomma le cronache sono piene di situazioni non molto positive. Allora, io la ringrazio per questo punto della situazione, Assessore, e la lascio al suo viaggio verso il mare, perché non vorrei che, va bene che adesso le giornate si sono allungate, ma insomma deve godersi anche lei questa Pasquetta, quindi buon lavoro e buona Pasquetta di nuovo all'Assessore comunale all'ambiente del Comune di Treviso, Alessandro Manera. Mentre dalla regia Francesco Ceron e Mattia Pizzaia, che ringrazio davvero entrambi, mi dicono che è pronto il collegamento con il nostro Lorenzo Maier, perché ovviamente non possiamo prescindere assolutamente da quello che sta succedendo a Venezia. Soltanto sabato vi raccontavamo di una situazione tra virgolette delirante, così era stata definita anche
dal comandante della Polizia Locale di Venezia. Lorenzo, mi senti? Sì, buongiorno Cristian, buona Pasquetta a te e ai nostri telespettatori, buona giornata. Buona Pasquetta Lorenzo, però partirei da un'altra notizia, poi torniamo su questo weekend speciale di Venezia. Partirei da un lutto che ha colpito Venezia, soprattutto il Lido di Venezia, dove viveva ormai da anni Catherine Spack, una delle più grandi attrici, presentatrici italiane, scomparsa nelle scorse ore dopo una lunga malattia a 77 anni. È così, Lorenzo? Sì, esattamente. Catherine Spack era molto conosciuta qui al Lido di Venezia perché, come hai detto giustamente tu da studio, ha vissuto qui per quasi 4 anni, dal 2016 al 2019. È arrivata qui in Laguna per una questione di cuore, un dettaglio molto bello così da raccontare, perché il suo quarto marito, perché ricordiamo che Catherine Spack è stata sicuramente l'emblema dell'eleganza, una belga di nascita, ma da sempre altolocata perché proveniva da una famiglia molto importante. Il papà è stato ministro degli esteri, era venuta qui in Laguna per il suo quarto matrimonio con Vladimiro Tuselli, un pilota del porto siciliano, quindi una persona di mare, ma che era stata destinata qui per servizio agli alberoni al Lido di Venezia, dalla torre piloti del Lido di Venezia. Si era molto ben integrata qui perché aveva preso in affitto un elegantissimo appartamento in via Angelo Partecipazio numero 6, una laterale a 2 passi dal centro con vista su Laguna. Aveva peraltro anche acquistato una barca e chi la conosce racconta che aveva voluto tenere arredato l'appartamento così come l'ha trovato, però aveva messo 2 o 3 quadri a cui lei era molto, molto legata, tra cui anche si racconta un piccolo Picasso che si poteva ben vedere, insomma, dalla terrazza dove lei ammirava la Laguna. Una persona molto riservata che però, e questo è un dettaglio importante che forse dipinge bene il suo carattere, aveva più volte messo a disposizione gratuitamente il suo volto, la sua immagine, la sua fama mondiale per iniziative di solidarietà. Tra queste ricordiamo certamente, se lo ricorderanno tutti, uno spettacolo al Teatro Goldoni in memoria della Shoah. Anche qui c'è un dettaglio molto intimo di Catherine Spack, che non era ebrea di nascita, ma la sua famiglia in Belgio aveva salvato ai tempi appunto della Shoah molte famiglie, dando ospitalità loro proprio nelle loro case. E da qui, diciamo, dall'infanzia di Catherine Spack c'è questo legame con il mondo ebraico che lei aveva sempre voluto mantenere vivo. Ecco Lorenzo, il Lido quindi è in lutto perché non solo era una grande attrice e ha rappresentato molto per il cinema e non solo, anche per la televisione, per il mondo dello spettacolo in generale, ma è stata per l'appunto un'attrice che ha amato, un artista che ha amato profondamente Venezia, una Venezia che è tornata finalmente a ripopolarsi dopo più di 2 anni di pandemia, perché lo dobbiamo ricordare, prima della pandemia Venezia ha avuto l'acqua granda, quindi di fatto parliamo di un ritorno alla normalità o quasi dopo 2 anni e mezzo. Sì, forse un dato è importante sottolineare questa mattina che dà un po' le dimensioni di questa ripartenza. 7.000 contro 100.000. Allora, 7.000 sono le persone che nella Pasqua del 2021, quindi circa un anno fa, avevano pernottato a Venezia la vigilia di Pasqua. 7.000 persone, quindi molto poche. Ecco. 100.000 sono invece le persone che hanno pernottato la vigilia di Pasqua appunto sabato scorso, e questi sono dati ufficiali, lo ricordiamo, registrati dal control room del Troncheto, per cui dati che si
sono ufficiali appunto che si registrano in base all'ingresso dai varchi, è tutto monitorato, tutto registrato, 100.000 presenze, non parliamo ovviamente dei residenti o di quanti lavorano in città, ma di presenze turistiche. Mentre per quanto riguarda i dati giornalieri, un altro dato importante è che si sono registrati 58.000 ingressi sabato scorso e 48.000 ieri, la domenica di Pasqua, per cui una ripresa veramente a pieno regime, con 208 agenti della Polizia Municipale al lavoro per garantire una città veramente aperta e fruibile. Lo ricordiamo, Cristian, che domani si apre anche la Biennale d'Arte con altre presenze che arriveranno a migliaia, che sono attese fin dalle prossime ore, per cui davvero una ripartenza a pieno ritmo. Ecco, 100.000 rispetto ai 7.000. E queste sono immagini, quelle che vediamo del nostro Lucio Zanato, e sono numeri quelli che tu ci stai raccontando, che veramente fanno del bene a tutti noi, fanno del bene al Veneto dopo tanti mesi, anni ormai di situazione quasi drammatica. Poi Venezia è cartina di tornasole di tutta l'economia della nostra regione. Poi, come dicevano giustamente ieri anche gli lavori, ora bisognerà anche avere un po' di pazienza, perché inevitabilmente qualche disagio per i residenti ci sarà, qualche mezzo sarà sicuramente pieno. È una ripartenza, il sistema si deve in qualche modo riallineare. Io ti ringrazio davvero, Lorenzo, per questo tuo racconto da Venezia, e buona Pasquetta a questo punto. Grazie Lorenzo. Buona Pasquetta a voi. Allora, io vi mostro queste immagini che arrivano dal Padovano, per restare sempre in tema di gite. Ecco, qua siamo al Parco Frassanelle a Rovolon. È uno dei luoghi, diciamo così, caratteristici per quanto riguarda i picnic e le gite fuori porta sui colli euganei. Anche i colli euganei ovviamente sono stati presi d'assalto. Anche queste sono immagini che ci arrivano in presa diretta. Ma vediamo com'è la situazione in montagna con gli angeli custodi della montagna, e non è retorica, non è affatto retorica. Alex Barattin, buongiorno, delegato del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi. Buongiorno Barattin. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto buona Pasquetta, le chiedo dove si trova in questo momento? Mi trovo nell'abitato di Palughetto di Chiesa del Pago, quindi alle pendici delle montagne in questo momento. Ecco, quindi uno dei posti più belli in assoluto del Bellunese. Poi anche l'Alpago è meta di tante gite fuori porta. Le chiedo, Barattin, come sta andando sul fronte delle escursioni? Ieri abbiamo raccontato diversi recuperi, diversi incidenti, fortunatamente senza esiti gravi, ma voi siete sempre mobilitati. Noi siamo sempre allerta, perché di gente in questi giorni ce n'è tantissima che sta frequentando le Dolomiti, quindi gioco forza ci sono anche qualche piccolo accadimento che si può trasformare magari in un recupero. L'attenzione è sempre da tenere alta, perché comunque l'ambiente che state frequentando, che frequentano in questo momento gli escursionisti, ha ancora presenza di neve e di ghiaccio nel primo mattino, quindi fate molta attenzione alla movimentazione. Ecco, e gli appelli come sempre si sprecano, soprattutto durante le festività. Mi ricordo per esempio l'anno scorso molti appelli erano stati fatti a quegli escursionisti che tornavano a mettere piede in montagna dopo il periodo del lockdown, quindi c'era di fatto tutta anche un'abitudine da riprendere in mano. Com'è invece quest'anno? C'è anche più allenamento? Quest'anno è difficile fare una statistica in questo momento, perché la stagione è appena partita, no? La stagione invernale è andata molto bene, perché comunque gli impianti hanno potuto fare l'esercizio e quindi permettere agli sciatori di frequentare l'ambiente alpino anche in tutto il demanio sciabile. C'è tanta gente che frequenta le parti alte sfruttando gli impianti, quindi utilizzando gli impianti di risalita per arrivare in quota, e lì bisogna fare attenzione, no? Perché l'impianto vi permette di arrivare in quota, però poi bisogna avere l'attrezzatura adeguata per frequentare quel tipo di ambiente, no? Che è un ambiente innevato, quindi ci vuole tutta l'attrezzatura invernale,
e non pensate di farlo con le scarpe da ginnastica non attrezzate, perché diventa un pericolo per voi e per tutta la famiglia. C'è qualcuno che non ha ancora capito l'antifona, Barattin? Ci sono ancora dei, diciamo così, dei turisti escursionisti fai da te, un po' troppo fai da te? Diciamo che la famiglia media generalmente ha una buona considerazione, poi c'è sempre il caso eclatante o di dettaglio, però non dobbiamo fare di tutta un'erba un fascio, no? Chi ci viene a trovare in Dolomiti ha comunque delle competenze necessarie per, poi c'è chi si morde e fuggi, chi viene mordi e fuggi magari non valuta molto bene quello che può essere un'escursione, che ha, anche seppur facile, può avere dei rischi nascosti intrinseci che ci sono veramente, non è che in montagna non c'è rischio, quando si frequenta l'ambiente alpino c'è del rischio, quindi bisogna fare attenzione dall'avere uno zaino attrezzato con l'attrezzatura adeguata, un ricambio perché le condizioni meteo cambiano in modo repentino. E ce lo dimostra la storia di ieri di fatto, perché sono stati ritrovati nella notte bagnati con possibili principi di ipotermia due turisti ventenni cinesi non rientrati da una camminata sulle 3 cime di Lavaredo. Quindi attorno alle 20, se non sbaglio, di sabato il soccorso alpino di Auronzo era stato allertato poiché partiti per un'escursione assieme a un'altra coppia di connazionali che si era fermata invece al rifugio Auronzo, il ragazzo e la ragazza avevano deciso di proseguire e fare il giro delle 3 cime. Di fatto là hanno perso un po' l'orientamento e tutto è andato per il meglio, ma i ragazzi non erano feriti ma erano ghiacciati dal freddo poiché indossavano vestiti leggeri. Questa è la dimostrazione. Sì, questa è una dimostrazione classica, il giro delle 3 cime che viene considerato un giro abbastanza facile. Di fatto in condizioni particolari di neve e di innevamento non permette poi un avanzamento come d'estate e ci troviamo con temperature molto basse quando il calare del sole arriva verso le 7, 7 e mezza di questo periodo e poi ci troviamo a dover gestire una situazione che non siamo in grado di gestire perché non abbiamo l'attrezzatura. Facciamo attenzione, fermiamoci prima e chiamiamo prima, perché poi chiamare verso effemeridi, quindi scadenza della luce, no? Che inizia il buio, poi ora che arriviamo diventa tardi, gli interventi si protraggono fino a notte inoltrata. Ecco, poi diventa tutto più difficile anche per voi sostanzialmente, perché lo ricordiamo, mettersi in condizioni di pericolo in montagna significa mettere in condizioni di pericolo anche i soccorritori, questo è il dato di fatto. Certo, nessuno fa apposta di mettersi nelle peste, ricordiamolo, non siamo qui per colpevolizzare nessuno, siamo qui per fare della formazione per evitare che qualcuno si metta in pericolo, no? Quindi cerchiamo di fermarci un po' prima e di avere l'umiltà di chiamare anche il 118 o il 115 per farci dare una mano. Sì, di farlo, diciamo così, quando la situazione può essere raddrizzata in tempi anche ragionevoli. Tra l'altro, Barattin, con lei più volte anche l'anno scorso avevamo parlato delle difficoltà di operare con tutti i dispositivi di protezione individuale legati anche al Covid. Continuate a utilizzarli? Ma noi di default come procedure interne abbiamo l'attenzione verso tutto quello che può essere l'aspetto di intervento, no? Quindi tutti gli interventi al di là del Covid noi non sappiamo mai chi è la persona che stiamo soccorrendo, quindi l'attenzione ad utilizzare l'occhiale, la maschera, i guanti è ormai diventato di default, c'era già prima, l'abbiamo rafforzato con il Covid e adesso è diventato anche per l'intervento più banale dobbiamo avere questa attenzione, perché non c'è solo il Covid, ricordiamo ci sono tantissime altre malattie che possono essere trasmesse per Doppler, quindi per inalazione, per contatto con gli occhi o con la bocca, con le mucose comunque del viso. E un'ultimissima domanda, Barattin, che primavera, estate vi attende? Perché si parla comunque di grossi numeri per la stagione, fortunatamente per gli operatori, fortunatamente per la montagna, ma questo significa anche super lavoro per voi. Ecco, sicuramente ci sarà un'estate, una primavera intensa, sicuramente la gente inizierà a cambiare anche le mete classiche, no? Perché spesso capita di vedere che una meta ben particolare, no? Ricordiamo il Vandelli, tutti i laghi, vengono presi d'assalto, però guardate che l'ambiente in cui viviamo, le Dolomiti e le Prealpi bellunesi,
sono un mondo tutto da scoprire, quindi invito gli utenti a guardare anche tutte le gite alternative che ci sono, perché il territorio è veramente fantastico. Quindi concentratevi, se volete, su gite alternative dove c'è meno gente, l'ambiente è più contaminato e passate una giornata in serenità. Ci può fare 2 o 3 nomi, così a livello di consiglio da parte di un esperto come lei? Quindi quelle meno blasonate, ma... Le gite con le famiglie, tutta la Val Belluna, quindi i versanti del Nevegal, sopra Mel, tutta la parte prealpina è fantastica da trascorrere in questo momento, in questo periodo primaverile, dove vedete la fioritura, tutta la parte bassa della Bassa Trevigiana. E poi abbiamo le montagne dietro a Belluno, vicino a Belluno, che sono un po' più imperve, le stesse anche dell'Alpago e tutta la conca dell'Alpago. Quindi l'ambiente va scoperto, non sono le Dolomiti con le pareti magari verticali per 700-800 metri, però abbiamo pareti più basse, però che nascondono delle insidie molto importanti, perché l'ambiente è diverso, sono forti pendenze e i sentieri non sono frequentati come quelli della parte alta, quindi è tutto un mondo da scoprire, è veramente bello. Quindi sono paesaggi più dolci ma che non vanno assolutamente sottovalutati. Grazie davvero Alex Barattin, delegato del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi, buona Pasquetta ancora e soprattutto buon lavoro. Grazie a voi e un buon augurio a tutti quanti gli ascoltatori. Arrivederci, grazie. Noi adesso andiamo in pubblicità, ma prima vi mostro il prossimo ospite perché è pronto e insomma condividerà con noi, eccolo qua. Buongiorno Lele Marcassa. Ciao Cristian! Come andiamo? Come stai? Bene al lavoro, ma insomma avanti tutta. Allora, con te faremo un viaggio virtuale della Veneto, poi arriverà anche Ivo Gallo, possiamo già spoilerare la cosa, ma subito dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta per questo lunedì di Pasquetta su Antenna 3, vi abbiamo dato numerosi spunti di cronaca, come è doveroso da parte nostra, ma soprattutto abbiamo cominciato a raccontarvi questo giorno di festa a nord-est dopo 2 anni di pandemia, la prima Pasqua all'aperto, la prima Pasqua da vivere appieno. Con me ed è un piacere ritrovarli, li avete già visto Lele Marcassa, ma c'è anche Ivo Gallo della Zanzega, la trasmissione più popolare di Antenna 3. Buongiorno ragazzi e buona Pasquetta. Ciao Cristian! Allora, Lele, aspettate, fermi! Fermi tutti. Un accenno della sigla, dai. No, va benissimo, che così apriamo proprio un angolo, perché io vorrei trasferire in questa diretta un po' del vostro spirito, un po' della vostra allegria e soprattutto un po' della vostra conoscenza del territorio veneto, delle sue tradizioni nel giorno di Pasqua. E comincio così facendomi un po' i cavoli vostri. Dove vi trovate? Come state festeggiando la Pasquetta? Lele? Intanto, Ivo Gallo da remoto, sei contento? Contentissimo da remoto! Allora, grazie a Cristian di averci accolto anche quest'anno nel tuo speciale dedicato a questa giornata di festa. Come dicevi, tutti sono all'aperto, io sono al chiuso in questo momento. Mi trovo a casa dopo aver cucinato 74 kg di asparagi bianchi di Bibbione, non di Cimadolmo, di Bibbione questa volta, perché sappiamo che l'asparago è di Bibbione, di Cimadolmo, di Bassano del Grappa, di Palazzetto di San Donà di Piave, di Cavallino. Quest'anno ho scelto Bibbione, San Michele al Tagliamento. Mentre Ivo Gallo dov'è? Ma dove sarà mai Ivo Gallo? Ivo Gallo, io sono qui al Live nel mio locale che è ancora chiuso perché dobbiamo finire le ultime puntate della Zanzega, ma aprirà venerdì 13, mi faccio anche un po' venerdì di pubblicità. Venerdì 13 a Jesolo, ovviamente. Da paura. A Jesolo. A Jesolo, giustamente, scusa, io do per scontato perché sono qui. Ma tra l'altro, ecco, come sta procedendo a Jesolo? C'è gente, come... Guarda, molta gente, siamo tutti felici, sì, ok, anche se sono chiuso, sono felice comunque
sono molto contento che anche quest'anno l'ordinanza emessa dall'amministrazione stia funzionando, l'ordinanza quella sull'alcol. Esatto, ne abbiamo parlato a lungo. Il trasporto di alcolici e superalcolici, così un po' contestata. In realtà, secondo me, le proteste da parte degli esercenti non sono costruttive. Perché? Perché è a favore ovviamente dell'ordine, dell'educazione, perché qui a Jesolo siamo ordinati ed educati, ma è anche a favore degli esercenti, dei bar, dei chioschi, perché la gente non può andare in giro a sbevazzare dove vuole, ma solo in determinati locali o bar o chioschi. Quindi c'è una sorta di riordino di quelle persone che magari in condizioni diverse esagererebbero, lasciando poi tutte le cose oltre il disordine anche da pulire domani. Lele, è morigerato Ivo Gallo o dice bene? È troppo morigerato? Ivo Gallo è famoso soprattutto per distruggersi di cibo durante le registrazioni della Zanzega. Da quello che abbiamo capito passa una settimana in totale digiuno e poi approfitta dei nostri viaggi per riempirsi completamente come un uovo. Ecco. Per quanto mi riguarda invece devo dire che Cristian, permettimi, e su questo credo che il buon caro vecchio Ivo Gallo sia d'accordo, che non c'è mai stato... Devi essere d'accordo per contratto, ecco. Mi sembra un po'. Ieri sera guardavo il film sulla storia di Stanlio e Ollio. Sembra tutto così semplice, in realtà ci sono un sacco di imprevisti, di cose che dobbiamo, come dire, risolvere settimana per settimana. Noi saremo infatti martedì e mercoledì a registrare quella che sarà l'ultima puntata di questa edizione. Non mi ricordo cosa cavolo stavo dicendo, però comunque non era evidentemente interessante. No, devo dire che ringrazio lo spazio di Cristian e dicevo, su questo Ivo Gallo può darmi conferma che non c'è mai stato così tanto affetto nei confronti di questi due articoli che siamo noi come quest'anno, nel senso che proprio questa mattina ho ricevuto un bellissimo messaggio, lo dico in anteprima a Ivo Gallo, dal proprietario della Villa Fabris di Col di Manza, dove visse Tiziano Vecellio, chiedendoci se andiamo a trovarlo per fare una festa insieme a lui, per ringraziarci di aver divulgato con gentilezza questa storia molto antica. Quindi, per dire, questo è l'ultimo messaggio. Però ormai e questo è bello per noi, perché vuol dire che trasmettiamo qualcosa. In tutti i paesi che affrontiamo, che raggiungiamo, c'è sempre questo affetto crescente che 5-6 anni fa non ci saremmo mai aspettati. Evidentemente raccontare questa regione, ma anche parte del Friuli Venezia Giulia, ci ha permesso di toccare le corde di chi ama queste terre meravigliose. E devo dire, e poi mi taccio, che ogni angolo, ogni paese di qualsivoglia tipo, di qualsivoglia dimensione, in realtà offre degli scorci, dei paesaggi e delle storie bellissime. Abbiamo tutto a pochi metri da casa nostra. Questo forse è il senso dell'affetto e della dimostrazione di affetto che la gente ha nei confronti della Zanzega. Caro Cristian, assolutamente, ma tra l'altro penso che questo affetto, non so se condividete questa opinione, sia aumentato proprio in un momento in cui il turismo chilometro zero è diventata non un'opzione ma una necessità per certi versi. O sbaglio? Devo dire che poi lascio parlare Ivo, che il famoso turismo di prossimità è stato scoperto ovviamente con la pandemia, con i vari problemi che ci sono a livello energetico per spostarsi, non solo per la malattia, per il virus, ma anche perché io dico sempre, da dove dimoro in questo momento, a San Donà di Piave, in 20 minuti di auto posso guadagnare le colline del Prosecco, il litorale veneto. In un'ora posso essere sulle Dolomiti, posso sconfinare in Friuli Venezia Giulia velocemente, a visitare un'abbazia meravigliosa come quella di Sesto Arreghena che abbiamo visto nell'ultima puntata. Ecco, in pochi chilometri, quindi spendendo poco, addirittura ci si può andare in bicicletta. Abbiamo un patrimonio di eccellenze
enogastronomiche, ma soprattutto di storia e di bellezza che, ragazzi, ce l'abbiamo qua, ce la teniamo stretta e noi cerchiamo di raccontarla. Ivo Gallo, sei d'accordo? Guarda, non può che non esserlo, ovviamente. insomma. Io ho qualche problema di connessione probabilmente, perché forse connessione cerebrale. No, volevo solo aggiungere una piccola cosa a quello che ha detto Lele, e probabilmente l'affetto è anche dovuto al fatto che il nostro spirito, lo spirito della trasmissione è proprio quello di condividere, cioè noi proviamo emozioni, scopriamo luoghi, posti, storie nuove e non riusciamo a non condividerlo con tutti, e probabilmente la gente ha percepito questo, e di questo noi ne siamo molto molto fieri. E diciamo, ecco, da telespettatore della Zanzega, a me piace personalmente la vostra capacità di meravigliarvi. Sì. Ed penso che sia il nocciolo di tutto, no? Che sia l'essenza stessa del viaggio, che sia un viaggio di 1000 chilometri o un viaggio di 10 chilometri, però la capacità di meravigliarsi. Sì, devo dire sì, che allora, scusami Ivo, no, perdonami Ivo, parla tu Ivo, ti prego. Fate voi. Vedi, siamo come due bimbi in effetti, siamo come due bimbi, e probabilmente è questo. Forse, per fortuna, purtroppo abbiamo mantenuto quella curiosità, quell'ingenuità che hanno i bimbi quando vedono cose nuove. E non so se per fortuna o purtroppo, dai. Ma allora, giovedì scorso eravate a Sesto alla Reghena. Ammetto la mia ignoranza, io non immaginavo fosse così bello Sesto alla Reghena, per esempio. La prossima puntata, Lele, dove sarete? Allora, la prossima puntata, giovedì prossimo alle 21:15, torneremo in Comelico, quindi sulle Dolomiti. Dopodiché ti faccio il resoconto. La settimana dopo ancora saremo invece a Follina, Cison e Refrontolo, e poi l'ultima puntata, quindi fra 3 settimane, sarà la nostra chiusura, in cui abbiamo deciso di mettere in piedi una vera Zanzega, cioè una festa di fine cantiere. Questo è il termine che definisce la trasmissione da sempre. All'inizio c'era questo tavolo, un tavolo, ti ricordi Ivo Gallo? Un tavolo, Sì, un tavolo. Per fare un tavolo ci vuole il legno, fare il legno ci vuole un albero, per fare un albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare un frutto ci vuole un fiore, per fare un fiore ci vuole un fiore, per fare un tavolo, ho sbagliato, un albero, sbaglio sempre, comunque il senso è per fare un tavolo serve un albero. E infatti noi quest'anno dove siamo andati... Adesso sei licenziato perché hai sbagliato, no, sto scherzando. Sì, anche perché non riesco a vederti cantare, mi emoziono. No, ma spiega perché Cristian, un albero... Ivo, c'è un motivo per questa storia dell'albero, perché abbiamo lanciato un messaggio quest'anno in cui, ti ricordi, l'anno scorso piantavamo un albero, era un segnale di vita, un segnale di crescita di una pianta che poi è fondamentale per l'ossigeno e per il clima, no? Quindi c'era questo messaggio. Quest'anno invece andiamo alla ricerca di un albero monumentale, di un albero che ha un vissuto storico, sociale, anche estetico molte volte, e c'è questa vicinanza agli alberi. E Ivo Gallo poi se l'è fatta completamente sua questa faccenda, ha iniziato ad abbracciare gli alberi in giro per tutta la regione, per il nord-est, tanto che ci arrivano sempre questi messaggi, adesso non riesco a condividerli, di gente che ci manda le foto in cui abbracciano degli alberi magici, belli, o che hanno una storia importante. Questo ha un senso, e mi riallaccio anche al fatto che tu dicevi che siamo sempre meravigliati, stupiti e felici dei posti che viviamo, perché noi abbiamo questa piccola, diciamo, unicità, che non lavoriamo in sostanza, cioè noi facciamo delle gite e scopriamo dei luoghi come ci andasse qualsiasi persona che ci sta guardando in questo momento. Allora, se dovessimo pensare che questo è un lavoro, non riusciremo forse a trasferire la gioia che ci regalano questi luoghi, per cui
è tutto quello che succede, è così come succede a chiunque di noi. Sì, qualche volta la sera prima di partire mi preparo un po' sulla storia del luogo perché mi piace curiosare, approfondire, ma è tutto fatto in maniera, devo dire la verità, molto, molto banale, molto semplice, molto ingenua, e credo che questo poi alla gente che ci osserva arrivi in qualche modo. E poi da 8 anni, 9 anni noi conduciamo questo format che all'inizio era in studio, quindi meno acchiappante perché eravamo all'interno delle pareti dello studio. Da quando siamo usciti evidentemente c'è, come dire, un passaparola. Addirittura, Ivo, ti ricordi che a Porto Buffolè avevano invaso il comune, peraltro più piccolo d'Italia, perché ha 650 abitanti, di volantini con scritto "sono arrivati i 2 della Zanzega", e poi hanno messo cassa per cassa delle case, nelle cassette, l'avviso di sintonizzarsi il giovedì alle 21:15 perché c'era la Zanzega. E sono grandi soddisfazioni, tra l'altro. Poi siete stati in Comelico, e anche in Comelico so che siete stati bene accolti, e insomma la puntata andata in onda sul Comelico è stata apprezzatissima. E qui ritorno anche al discorso che aveva fatto prima Alex Barattin, capodelegazione del soccorso alpino di Belluno. Ci sono tanti luoghi anche nella montagna, magari meno rinomati ma bellissimi, ed è arrivato il momento di scoprirli. Poi abbiamo capito che, cari telespettatori, se vedete qualcuno che abbraccia un albero non prendete paura, sono telespettatori della Zanzega. Sì, è tutto sotto controllo, possiamo dirlo, insomma. È tutto sotto controllo. Poi io invito il gentile pubblico a provare, perché sembrerebbe banale, in realtà c'è, e lo spiegheremo poi nei nostri prossimi viaggi, nei nostri prossimi anni, c'è un senso molto profondo proprio perché le radici dell'albero arrivano in profondità, assorbono energie e riescono a trasmetterle. Il segreto sta nel capire che dobbiamo o possiamo riceverle. Bella questa, ecco, Lele, ti è piaciuta? Sì, no, ma allora perché si abbraccia un albero? Dillo. Perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Ivo Gallo! E soprattutto non scappa l'albero, sostanzialmente. Esatto. Allora, io vi chiedo un vostro ricordo personale della Pasqua, tra tradizioni e luoghi della memoria. Lele. Allora, per quanto mi riguarda, e qui mi riallaccio un po' alla mia questione personale, io quando penso alla Pasqua ho quei ricordi ancestrali dei salesiani, dell'oratorio, in cui c'era il giovedì con la lavanda dei piedi, poi la passione di Cristo, e quindi c'è questo ricordo molto lungo. Addirittura io, e Ivo lo sa bene perché abbiamo frequentato lo stesso oratorio, in quegli anni, quando avevo 15, 16, fino ai 18 anni, suonavo nella banda Don Bosco, e quindi camminavamo per la nostra città suonando i brani, accompagnando la processione. E poi a Pasqua mi viene sempre in mente un ricordo che mi butta proprio nelle colline del Prosecco, che abbiamo conosciuto molto bene in questa edizione perché mia mamma era di Tarzo, e quindi quando penso alla Pasqua penso alla processione, alla banda, ai salesiani, al lago di Revine e alla primavera che arriva con tutta la sua energia e la sua bellezza. E questo è un ricordo molto comune, il fatto che al di là delle uova, degli asparagi, del capretto, del vitello, quel che l'è, alla fine è un momento di festa, e purtroppo quest'anno questa festa è come dire ingrigita dagli accadimenti che ben conosciamo, e questo è un grande dispiacere. Noi cerchiamo di trasmettere forse questa gioia che avevamo da ragazzi quando frequentavamo i salesiani dell'oratorio, e credo che questo sia poi la cosa che ci ha accomunato in questi anni e che abbiamo trasmesso, cioè gente normale che fa delle cose normali, magari un po' più al di sopra della media dal punto di vista della goliardia, però questo è quello che siamo. Facciamo festa tra di noi e poi lascio la parola a Ivo per il suo ricordo, e lo facciamo assieme a delle brave persone
che ci accompagnano, che ci aiutano, che sono non solo le nostre compagne di vita, Elisa nel caso di Ivo e Francesca nel mio caso, ma sono il nostro factotum Claudio Polotto, che è regista della trasmissione, Pier Giorgio Pagan, che organizza gran parte delle nostre incursioni, Marco Marchesan, che è il fonico, che è fondamentale per le riprese, e Stefano Moretti, che è un bravissimo operatore. Quindi questo gruppo di persone, con l'editore che ci mette in onda il giovedì sera, noi compiamo non altro che un piccolo viaggio gioioso che ci ricorda quello che siamo stati. Come diceva Calvino, bisogna diventare senza mai smettere di essere. Lascio la parola al caro buon vecchio Ivo Gallo. Io mi collego alla tua frase dicendo che non si arriva se non per ripartire, perché il senso del viaggio che spiegava benissimo Lele è proprio dentro nel nostro DNA. Io volevo citare 2 ricordi piacevoli della Pasqua. Uno è il collegamento che abbiamo fatto l'anno scorso con te, Cristiano. Sì. E l'altro probabilmente la Pasqua per me era leggermente diversa, perché avendo la mamma tedesca, 4 fratelli, noi siamo 4 fratelli, e al tempo qui in Italia non si conosceva ancora il coniglietto della Pasqua. Adesso ormai è diffusa questa abitudine anche qua, quest'usanza anche qua, ma il coniglietto che nascondeva le uova di cioccolato in giro per il giardino. Noi non avevamo un giardino, quindi la nostra mamma si inventava dei luoghi dove nascondere questi ovetti di cioccolato, e noi alla mattina della Pasqua dovevamo andare in cerca di questi ovetti. Era veramente un evento per noi 4 figli molto toccante e piacevole da ricordare. Mi stavo un po' intortando, vero Lele? Tu che sei molto più bravo di me in italiano. Ma io ovviamente ho una intelligenza, una conoscenza scientifica, artistica, culturale che è al di sopra della tua, questo è indubbio. Però io comunque ti perdono, Ivo Gallo, per ogni tuo errore. Io ti perdono, Ivo misericordioso. Allora, fare un piccolo appunto, perché tutti, ok, come gentilmente Cristian prima ha detto, siamo simpatici, allegri, gioiosi, ma il buon vecchio Lele Marcassa, ricordiamo che è laureato in lettere, e spezzo una lancia a mio favore, perché anch'io sono laureato in biologia. Esatto. E quindi vi dovrei chiamare dottor Marcassa e dottor Gallo, sì. sostanzialmente. Mi scuso per non averlo fatto. Allora facciamo così, vi chiedo gentilmente se potete rimanere ancora 5 minuti, perché vorrei portarvi in Cadore, dove ci sta aspettando e condivide un po' della sua Pasqua, lo vedo, ecco, il sindaco di Calalzo di Cadore, Luca De Carlo. Buongiorno sindaco, buona Pasquetta. Buongiorno a tutti, buongiorno Marcassa. Buongiorno. Allora sindaco, amici, la vedo indaffarato, cosa sta facendo? Ci spieghi. Tiro per il popolo, come solito. Andiamo da fare. Oggi abbiamo Pasquetta vegana, abbiamo Immagino. serie di prodotti, cipolle, pomodori, Tofu. peperoni, Tofu. salsicce e hamburger. Ecco, Di dessert. E dove si trova adesso sindaco? In quale luogo? A Laggio di Vigo di Cadore, posto stupendo. Oggi sono un sindaco fuori dal comune. Proprio in tutti i sensi, ma quindi mi faccia capire, oggi lei ha abbandonato, tra virgolette, la sua Rizios, perché noi adesso stiamo parlando tanto di luoghi da scoprire nel Veneto. Lei per una vita si è dedicato alla riscoperta di Rizios, è un luogo che lei ha nel cuore. Beh, insomma, Rizios è la capitale indiscussa di questa nazione, dell'Italia, quindi mi sembra evidente. Roma è solamente centro geografico dove c'è la burocrazia. L'urbe in realtà è Rizios, lo sanno tutti, e quindi è giusto valorizzarla per quello che è, cioè uno splendido posto. Franco Caligaro, mio amico, suggerisce appunto capitale d'Italia, tra l'altro dove è custodita la veste di padre Marco d'Aviano, che vestiva il giorno della battaglia del Kallenberg a Vienna, dove per noi turchi è il paese del noto archeologo che scoprì la via Augusta Altinate, Alessio de Bon, è la patria di Camillo De Carlo, famosissimo
a Vittorio Veneto, ma non solo, noto istrione a cavallo tra 800 e 900, insomma. Ma insomma e poi è la patria poco distante dell'Occhiale, va detto anche questo, insomma. Ecco, l'Occhiale nel 1878, Angelo Frescura, se non sbaglio. Una località che si chiamava Le Piazze e che è proprio una località tra Carazzo e Rizziosto. Quindi guardate, non c'è nulla di più completo di Rizziosto di Carazzo e di Carazzo. Ma in questo momento lei sta girando che cosa? Salsicce, costicine? No, sempre verdura. Sempre verdura. Verdura. Noi non mangiamo Luganeghe e verdura. Ecco, Luganeghe e verdura. Ecco, ci presenti i suoi amici, sindaco. Il mio amico Franco Caligaro, amico tutti. Buongiorno Franco. Perché, insomma, e qui i suoi due cognati, cognato e cognata, che oggi ci ospitano qua a Laggio. E lei fa un po' il cuoco per un giorno, lei si mette a servire. L'hanno invitata perché per le sue doti. Perché sanno che io lavoro. Sì. Franco è fatto così. Lui ha 10 griglie, però sa che per lavorare poi devo venire io, che sono il top, sono sulla verdura, ecco. Ci siamo divisi i compiti. Io faccio la verdura, lui fa salsicce, hamburger. Diciamo che l'inquadratura è strategica e quindi insomma non vediamo, meglio così. Sì, no, noi non vogliamo che la gente, noi vogliamo essere amici di tutti, quelli che mangiano le verdure. Noi vogliamo che la gente capiti qua. Esatto. Non vorremmo poi che la gente... Le faccio una domanda di attualità, sì. mi perdoni. Com'è il traffico in Cadore? C'è gente? Com'è il movimento? C'è movimento? Beh, diciamo che la classica gita fuori porta ha trovato anche nel Cadore un'ottima meta. Insomma, oggi salendo da Belluno c'era parecchia gente che veniva. Tra l'altro è una giornata bellissima. Non c'è una nuvola e quella che c'è l'abbiamo ordinata noi per avere un po' di ombra in una parte della nostra ormai griglieria ufficiale. Per cui è una giornata meravigliosa. Invito tutti quelli che non hanno ancora fatto magari a farsi il pomeriggio in Cadore, perché qui, come l'Ele Marcassa ben sa, è un posto assolutamente accogliente anche quando passa l'Ele. Ecco, e poi tra l'altro ricordiamo che giovedì sera la Zanzega sarà dedicata al vicino Comelico, che anche lei conosce bene. Terra meravigliosa, abitanti eccezionali, piena di problemi come tutte le terre di confine, come tutte le aree interne, ma che ha imparato a esaltare le sue grandissime qualità e che merita veramente considerazione. Lo dico proprio non da addetto ai lavori, ma da persona che deve impegnarsi personalmente per risolvere qualche problemino. Oggi sindaco siamo in un clima di festa, con lei molto spesso parliamo di argomenti ovviamente di attualità relativi alla montagna, al disagio del vivere in montagna, poi insomma lei è anche coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, ma oggi non le chiedo nulla di politica, perché oggi insomma è un giorno di festa e di riscoperta anche del territorio, possiamo definirla così? Sì, assolutamente. Se riusciamo anche noi a mandare dei messaggi come questo che abbiamo mandato, cioè sulla bellezza che abbiamo veramente in Veneto, in provincia di Belluno, credo che a volte siamo più utili così che nel fare 1000 comunicati stampa che magari fanno altro che stufare la gente, come ormai accade, anche se il mio è sempre un appello anche alle prossime amministrative: andate a votare, perché voi siete protagonisti del cambiamento che volete fare. Però intanto godetevi la Pasquetta. Però la Pasquetta non vi tedio oltre. Sindaco De Carlo, grazie mille e buon appetito allora. Mi concedo da voi con questo splendida tartare di verdure che credo raccolga l'assoluto consenso di tutti gli astanti. È il tofu, diciamolo a casa che tofu era mangiare le salsicce. Tofu. Il tofu purtroppo. Grazie De Carlo, a presto, arrivederci. Buon appetito, arrivederci. Allora, Lele, il tofu del Cadore ha tutto un altro sapore. Facciamo anche rima. Ma devo dire che De Carlo, al di là della sua esperienza, della vita politica, come avete notato, è un simpaticone. Secondo me il prossimo anno gli daranno la conduzione di un format di Antenna 3, perché farebbe ridere le persone. E devo dire che lui ha parlato poco del suo borgo Rizios. Io e Ivo ci siamo stati, al di là appunto dei Natali di Frescura e quindi della nascita dell'Occhiale
che poi è diventato un must mondiale, partendo proprio da quella borgata. È bello perché è un luogo ameno, ma soprattutto ci sono queste case rinascimentali di legno, cioè sì. è una cosa meraviglioso, che è difficile da spiegare se non si vede di persona. Quindi se vi capita di raggiungere, di guadagnare le montagne, non andate, giustamente andate a Cortina, andate nei luoghi conosciuti in tutto il mondo, ma se vi fate una mattina o pomeriggio tra Calalzo e Rizzioso, scoprite una storia che difficilmente è leggibile su pubblicazioni o visibile su documentari. È un borgo del Rinascimento totalmente fatto. Bellissimo, assolutamente, bellissimo. E lo abbiamo anche raccontato e torneremo a farlo. Io vi ringrazio. Grazie davvero per aver trascorso parte della vostra Pasqua anche quest'anno qui con me, qui in diretta, e io però ho una richiesta per Ivo Gallo, no? Perché oggi ci lascia un'attrice fenomenale, insomma un'icona per certi versi, che come ci ha raccontato il nostro Lorenzo Maier in apertura di questa diretta, viveva al Lido di Venezia, Catherine Spaak. Ivo, riusciamo a dedicare una canzone di Catherine Spaak? Sì, al volo, sì, una canzone magari allegra. Assolutamente. Così, con il nostro spirito, cioè presentare cose anche magari serie, eventi magari non così allegri, in allegria e con gioia. Lele, tu canta con me, mi raccomando. Noi siamo i giovani, siamo l'esercito del Ser. Noi siamo i giovani, più giovani, siamo l'esercito del Ser. Ragazzi, è stato un piacere, grazie mille, buona Pasquetta, Lele Marcassa e Ivo Gallo. Ciao a tutti, grazie. A presto, grazie ragazzi. E noi adesso andiamo in pubblicità, poi andiamo sulle Grave del Montello, a Spresiano sul Piave e a Rosolina a Mare. Il nostro giro del Veneto in questo giorno di Pasquetta prosegue. A fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questa Pasquetta a nord-est. Prima abbiamo avuto un bel momento con Lele Marcassa e Ivo Gallo, ci siamo collegati poi con il Cadore, con il sindaco Luca De Carlo, che appunto era indaffarato alla griglia. Adesso vedo collegato per questo nostro tour virtuale del Veneto nel giorno di Pasquetta, di questa Pasquetta di normalità, il sindaco di Rosolina, Michele Grossato. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti, buona Pasquetta a tutti. Allora sindaco, come va a Rosolina, in particolare a Rosolina Mare? In apertura di questa diretta abbiamo parlato di un traffico intenso verso le spiagge del Veneto, la Treviso Mare innanzitutto, ma poi ovviamente anche la Romea verso Sottomarina, Isola Verde e per l'appunto Rosolina Mare. Come va? Come procede? Procede bene, ovviamente dopo una prigionia forzata dello scorso anno la gente ha voglia di muoversi, la gente ha voglia di stare all'aria aperta e anche da noi si sta intensificando il traffico e la passeggiata mare di Rosolina Mare è già abbastanza piena di persone che stanno passeggiando. Ho visto anche qualcuno che sta abbracciando qualche albero della nostra pineta. Perciò... Dopo aver sentito appunto l'appello di Ivo Gallo, insomma, questo ovviamente non, fa del bene. E senta, è tutto aperto a Rosolina? Mi dicono che ci sono diversi esercizi pubblici aperti. Come sta andando su questo fronte? La località sia di Rosolina Mare che di Albarella è aperta, in ordine pulita. Tra l'altro abbiamo registrato anche un notevole numero di persone che hanno affittato sia gli appartamenti per la vacanza breve e gli hotel sono in piena occupazione, perciò questo è un bel segnale che la gente, come si diceva anche nei collegamenti precedenti,
ha voglia di vacanza e vacanza di prossimità, di vicinato, con la riscoperta delle nostre bellissime mete che il Veneto offre ai nostri veneti e anche di rispettai della nostra regione Veneto. Ecco, fra poco vedremo anche delle immagini proprio fresche di Rosolina Mare. Sindaco, le prospettive per l'estate 2022 come sono? Grazie regia. Come sono? Le prospettive sono, possiamo dire, rosee, ottimistiche. Segnaliamo ovviamente il crollo completo del turismo russo, che è un turismo che faceva prima del Covid circa il 30% delle presenze per quanto riguarda l'isola di Albarella, che offre una vacanza di una qualità di ville con piscina, una vacanza dove il russo si trovava molto proprio più a suo agio. E purtroppo lì abbiamo completamente la cancellazione di tutta questa presenza. Ma di ritorno abbiamo un incremento di veneti che stanno prenotando anche con largo anticipo la vacanza qui di Rosolina Mare. Tra l'altro stiamo preparando anche una serie di eventi di richiamo, ritorneremo al Carnevale d'estate, ci sarà per il primo anno il Rosolina Beach Festival con il concerto di San Giovanni, mamma mia. Abbiamo dei grandi eventi anche di richiamo e abbiamo visto anche persone che in occasione di questi eventi che sono già stati lanciati in pubblicità, gli affitti di 2 o 3 giorni vicino agli eventi che ritorneranno qui a Rosolina Mare. Quindi diciamo che pagano sempre gli eventi, portare anche nomi di richiamo come può essere in questo momento San Giovanni, che è uno dei forse teen idol, si chiamano così, no? al giorno d'oggi. Esattamente, anche perché sono beniamini soprattutto di una fascia di età molto giovane, perciò spesso volentieri chi partecipa, chi ha deciso di acquistare il biglietto per l'evento che sarà il 28 luglio ad esempio, sicuramente viene accompagnato dalla famiglia, perciò sarà un'occasione anche di farsi un weekend qui a Rosolina Mare nel Delta del Po, e abbiamo tra l'altro una tracciabilità per quanto riguarda la vendita sui circuiti, e vediamo che ci sono persone che arrivano anche da molto distante, perché abbiamo venduto dei biglietti in Sardegna, abbiamo venduto dei biglietti in Abruzzo, perciò questo è positivo anche perché si fa riscoprire il Delta del Po, le nostre bellissime spiagge di tutto il litorale veneto, anche con queste opportunità di musica e di teatro. Allora, Sindaco Grossato, resti con noi perché appunto poi torniamo sul mare, però mi dicono dalla regia che sono pronti anche altri collegamenti. C'è per caso Lina Paronetto? Ecco, vedo Lina Paronetto, la vedo con il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, li vedo belli, sereni. Dove vi trovate, Lina? Lo chiediamo esattamente al sindaco dove ci troviamo, perché la località non vorrei sbagliarla, qua a Spresiano sono campanilisti. Allora, qui siamo in un luogo di confine tra Lovadina e Spresiano, in realtà, e siamo all'incrocio tra via Barcadore e via Tagliamento, dove c'è la nostra area picnic. Ecco, e allora ci sono parecchie persone qua, vediamo se riusciamo a inquadrarle anche, Cristian, perché c'è davvero... è tornato ad animarsi qui il Piave, no? Direi proprio di sì. Poi dopo sia io che Lina abbiamo avuto già il comitato benvenuto, abbiamo già il bicchiere con la birra con scritto Antenna 3 su uno e Sindaco sull'altro, quindi qui lo spirito è sicuramente tornato quello di un tempo. Io sono felice come una Pasquetta oggi. Esatto. Quante persone ci sono, abbiamo detto? Adesso dare un calcolo sicuro non ce l'ho, però guardate, adesso ci sono oltre 300 persone che mangiano allo stand della Proloco e ce ne saranno almeno un altro migliaio sparse per l'area delle Grave, per cui un bel successo quest'anno, dai, stiamo tornando alle tradizioni di una volta. Voi per voi del Piave è irrinunciabile la Pasquetta qui, no? Ma sì, è una tradizione forte. Adesso qui ho anche Beppi che lui sicuramente presentiamo Beppi. Beppi è il mio fedele assessore. Noi siamo nati qua e la Pasquetta era una festa per tutti, quindi ci teniamo che riprenda vigore nuovamente e magari creare quello che era l'ambiente di una decina di anni fa. Sarebbe l'ideale, con un po' di più sicurezza, però aperto a tutti, una festa per i ragazzi, per i bambini, per le famiglie. E con attenzione all'ambiente, perché tanti hanno detto non si lascia niente, si portano i sacchetti per l'immondizia. Certamente sì, bisogna rispettare l'ambiente
e quindi ognuno viene, si diverte, però i rifiuti li porta a casa. Qui abbiamo visto della gente che fa la griglia in maniera assolutamente professionale, c'è un fumo che si leva qui dalle grave. Sì, sono campioni mondiali di griglia, ma poi c'è una sfida tra i residenti, soprattutto, ma anche tra lo stesso borgo. Per dire, qui siamo tra due fazioni dei calessani, la compagnia un po' più vecchia e quella più giovane, e stanno facendo a gara per chi cucina meglio. Adesso andremo ad assaggiare magari e vediamo. Facciamo vedere qua Lina, tu farai da giudice, uno che sembra quindi un professionista della griglia, no? Da che ora è qua e cosa sta grigliando per 15 persone? Sì, 15-18 persone in teoria. E cosa non può mancare? Qual è il segreto? Il segreto non si dice, la salamoia. No, dai. Sì, c'è qualche piccolo segreto che non si svela. Che non si svela, e soprattutto birra, abbiamo visto. Un pochino, poca roba. Qui, Christian, ci sono tante famiglie, ci sono persone di tutte le età, no? Proprio perché l'ambiente è bello, si sta all'aria aperta e non occorre evidentemente andare molto lontano, no? Per trovare il famoso fuori porta. Esatto, basta fare pochi metri. Io, guardate, davvero oggi sono particolarmente emozionato perché anche stamattina abbiamo fatto una camminata alla riscoperta del Piave e quindi anche della vegetazione, della flora del Piave, e abbiamo avuto oltre 100 persone, abbiamo dovuto fare 2 gruppi e non ci siamo neanche accorti di aver camminato per delle ore, quindi tante famiglie, tutti educati, e sta cosa qua fa davvero molto piacere a me che insomma, ci sono nato qua e ho visto tante cose. Adesso chiaramente quello che si faceva un tempo è giusto che non venga più fatto, perché soprattutto per motivi di sicurezza, però ecco, perché la gente stava qui anche 2 o 3 giorni, campeggiava qua. Ma al netto di quello entravano nel Parco Grave con le auto, sapete che è un attimo, poi con i bambini che girano, ogni anno c'era l'elicottero del SUAM che arrivava e portava qualcuno in ospedale, per cui ecco, fatta così, credetemi che è proprio una soddisfazione, e speriamo, ecco, che questo sia l'inizio e che poi si possa andare. Ho appoggiato le birre, attenzione che dopo non passino anche messaggi sbagliati, però ecco, speriamo che sia l'inizio di un viatico per tornare a godere dei luoghi che abbiamo qua senza andare tanto fuori, che sono meravigliosi. Allora Lina, io ho capito una cosa, tu Lina sarai la giudice della grigliata sostanzialmente. La giudice della grigliata, è possibile, non lo posso escludere, Christian. Adesso so che già da un paio di postazioni qui mi hanno proposto di mangiare, per cui sto pensando se prestarmi oppure no. Ecco, e ti ricordo che se avanza qualcosa c'è qualcuno che ti aspetta, in questo caso io qui in redazione. Esatto, Christian dice se avanza qualcosa c'è lui lì in redazione. Sì, va bene, ma guarda che a buona cascaldata è roba che facciamo noi altri, roba di qualità. Allora io vi ringrazio per davvero, grazie Lina, Christian. Grazie Sindaco della Pietra in versione picnic, quindi grazie davvero e buona Pasquetta. Mi dicono, noi risaliamo un po' il Piave, rimaniamo sempre sulle grave del Piave, ci aspetta a Rosolina ancora il sindaco Grossato, ma la vedo collegata, la vedo pronta e collegata la sindaca di Crocetta del Montello, Marianella Tormena. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, qui il segnale deve essere abbastanza labile, comunque in realtà ci stiamo divertendo. Questa è una camminata organizzata dai comitati per la salvaguardia delle grave Liciano, sia di sinistra che di destra Piave, e fa parte di un circuito di manifestazioni che si stanno svolgendo sia qui come a Vidor, come a Moriago. Certo. Diciamo che è una passeggiata che ha vari... Diciamo che è una passeggiata che ha vari significati, la voglia sì di ritornare insieme dopo 2 Pasque confinati in casa, la voglia di camminare, di esserci, ma anche la voglia di lanciare un messaggio preciso, perché come sanno i nostri telespettatori, sulle grave c'è questo braccio di ferro fra i comuni e la regione proprio sulla realizzazione di un bacino, e quindi voi oggi lanciate un messaggio anche di questo tipo. Sì, i comitati stanno lanciando un messaggio fortissimo: giù le mani dal Piave, e siamo qui a sostegno di queste iniziative. In realtà, come vedete alle mie spalle, ci stiamo proprio anche divertendo. È una bellissima giornata, c'è un vento forte e scusate l'inquadratura, c'è un vento forte, però è veramente unico e particolare, è un paesaggio che merita
merita di essere vissuto. In fondo a noi abbiamo un monumento, il monumento al Fante, e lì gli alpini hanno anche impostato una mostra per ricordare quello che avvenne qua nella Prima Guerra Mondiale. Quindi è un insieme di esperienze. In fondo abbiamo persino una, non riesco a farla vedere, comunque abbiamo persino una capanna degli uomini primitivi. Bellissimo, è questa l'area, le gradi che vogliamo sono queste. Ecco, è una passeggiata, mi pare di vedere dalle immagini che stiamo mettendo in onda, una passeggiata intergenerazionale, mette insieme grandi e piccini, come abbiamo visto poi a Spresiano poco fa. Il Piave mette tutti d'accordo, Sindaco. Ma certo, perché c'è voglia di aria, c'è voglia di libertà, di poter gridare. Alle mie spalle adesso stanno cantando, stanno giocando a pallone, quindi c'è la memoria, quella che sanno portare chi meglio degli alpini, c'è la cultura, il nostro museo che ha allestito la capanna e insegna ai ragazzini come vivevano gli uomini primitivi, e poi c'è la voglia di stare insieme. Con semplicità, con una coperta, con una fuassa, con l'ombra dei vin, è lo stare assieme in un contesto che rasserena, in un contesto che è proprio quello che secondo me adesso si cerca di avere, un po' di tranquillità, lontano dai pericoli, i bambini che possono correre, gridare, divertirsi. Cose che sappiamo non essere scontate, lo abbiamo imparato in questi ultimi 2 anni, ma lo stiamo imparando anche in queste settimane di guerra fondamentalmente, quindi tutte cose per l'appunto, Sindaco, non scontate. Senta, le chiedo un suo ricordo della Pasqua. Lei quando appunto pensa alla Pasqua, a che cosa pensa? È particolarmente legata a una tradizione, a un luogo oltre alle Grave di Ciano? Io sono legata in realtà ai prati, che siano prati di pianura che delle Grave, sono proprio legata alla coperta con i prati e soprattutto alle uova. Io ho vissuto la tradizione, e continuiamo anche ad averla, di fare le uova cotte, le uova messe, spellate e mangiarle. Questa è proprio la tradizione classica di oggi, e adesso le abbiamo mangiate, me le hanno offerte. È proprio, io porto questo ricordo, da bambino ho sempre visto le uova più grosse, più piccole, questo è un po' il mio ricordo, e soprattutto i prati, questo colore verde sgargiante con i radicimati, no? Col tarassaco che fa i fiorellini gialli. Questa è proprio la Pasqua che io ho sempre portato dentro. Così è, così deve essere. In un paesaggio... Coglioni lesti, come te stise. In un paesaggio intatto, e questo è il messaggio politico anche che lanciate oggi. Sì, è un paesaggio di cui è difficile da ammettere, ma è un paesaggio fragile che merita di essere difeso e che fa bene alle persone. Dobbiamo aiutare a preservarlo. Io non mi sarei mai aspettato una partecipazione così numerosa, veramente non me l'aspettavo, e soprattutto ringrazio i comitati, gli alpini e tutti i volontari che si sono adoperati per portare avanti questa iniziativa attorno alle Grave. Giù le mani dal Piave in realtà vuol dire aiutaci a proteggere questo ambiente unico. Allora, Sindaco, ecco, adesso finalmente la vedo un attimo in primo piano, vediamo un attimo perché io non sono brava, mi sto arrangiando come posso col tablet. No, ma è un collegamento eroico e la ringrazio perché veramente ci ha portato in un luogo simbolo per tanti trevigiani, sulle Grave, nel cuore del Montello. Vediamo se riesco a farvi vedere cosa altro c'ho luogo dell'anima, insomma. Ecco qua, bambini. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per una Pasquetta perfetta. Grazie davvero, Sindaco Tormena, grazie. A voi, scusate così. Ma va benissimo così, ci mancherebbe altro. Grazie Sindaco, buona Pasquetta e grazie per questa sua testimonianza. Ritorniamo al mare dove ci sono ovviamente minori problemi di connessione. Sindaco Grossato, abbiamo raccontato un po'
la Pasqua sul Piave, abbiamo raccontato di queste tradizioni, no? Lungo tutta l'asta del Piave, dal Cadore fino a Venezia. Rosolina, diciamo così, Rosolina è un po' la porta tra la laguna e il delta, no? Quindi scenari comunque importanti, incantati per certi versi. Le chiedo un suo ricordo della Pasqua e una tradizione di Rosolina. Beh, sicuramente ieri si è celebrato finalmente, si è potuti ritrovarsi in piazza con il tradizionale cozzo delle uova, che è una tradizione tipicamente polesana, una tradizione tra l'altro spontanea, che non è assolutamente organizzata. Le persone i giorni antecedenti alla Pasqua rendono sode le uova, magari le colorano anche con tipo la buccia di cipolla, così diventano rosse. Poi tutta la gente dopo la messa si ritrova in piazza con le uova sode, si fanno dei cerchi ed è proprio quel momento di condivisione, perché se ci sono 30-40 persone, di solito i cerchi sono anche più numerosi, si mettono al centro del cerchio le uova sode, si fa la stirola, si dice, praticamente si mettono tutte le uova, ognuno mette un uovo e ovviamente tu non giochi con il tuo uovo, perché potresti anche barare, magari avere messo l'uovo di legno, cose di questo tipo. Poi facendo il sorteggio, il primo prende su il primo uovo della stirola, li distribuisce nel cerchio e si inizia a cozzare, perciò due persone che si sfidano o con la punta o con il sedere, infatti dopo tutti urlano punta o cuda, e chi vince praticamente riempie il cestino e porta a casa più uova. Questa è una tradizione che si tramanda dalla notte dei tempi, i nostri giovani, soprattutto i bambini, si divertono tantissimo e quest'anno, ieri, giusto il giorno di Pasqua, siamo riusciti dopo 2 anni di stop a riproporla, abbiamo riempito la piazza di Rosolina. Tradizione che tra l'altro la possiamo vedere anche negli altri comuni del Delta del Po. Chi la fa a Pasqua, chi la fa la Pasquetta, e tipo oggi un'altra tradizione che viene fatta è proprio la frittata sugli argini, che tanti vanno a mangiare le uova sode o si fanno la frittata sugli argini e sempre all'aria aperta, come diceva la collega di Splesiano, sui nostri prati, anche coloriti di giallo con il tarassaco che erano le prime fioriture, e che questa è la Pasqua, insomma la Pasqua, certo, che si vive. Quindi diciamo che questo succede a Rosolina, a Portoviro, a Porto Tolle, un po' in tutto il delta. Sull'asse del Delta del Po, ma anche proprio su tutto l'asse dell'Adige e del fiume Po, risalendo fino ad Occhiobello praticamente. Proprio la tradizione è una tradizione contadina, una tradizione anche di una cucina povera, perché le uova ovviamente erano in quasi tutte le dispense delle case degli agricoltori, ed era proprio anche l'occasione, perché l'uovo sodo tra l'altro si conservava, perciò chi faceva man bassa dal ciocco delle uova poi per i giorni successivi andava avanti mangiando uova. Quindi sì, era una questione anche di economia domestica. Esattamente, esattamente. Adesso, vedendo un po' la situazione qui di Rosolina Mare, i ristoranti sono presi d'assalto, perciò credo che anche le abitudini culinarie della Pasquetta non sono più proprio di uova, anche perché cambiate, ma insomma con, immagino, soddisfazione da parte degli operatori che non vedevano una Pasqua del genere da almeno 2 anni. Sindaco, le chiedo, sono tornati i tedeschi anche quest'anno? I tedeschi sono tornati, sì, abbiamo anche dei bei segnali di ripresa da parte delle prenotazioni. I tedeschi della Baviera, abbiamo già visto le prime automobili con la targa tedesca a girare per Rosolina Mare, per Rosolina Centro, per gli ipermercati, e questo è un altro bel segnale che ci rincuora anche proprio per l'economia turistica del nostro territorio. Ecco, tra l'altro Rosolina, lo ricordiamo, fa parte del G20 delle spiagge, ma fa parte anche poi della task force messa in piedi dai comuni del litorale veneto. Vi siete trovati anche nei giorni scorsi, so che state mettendo in piedi delle iniziative, ma ne parleremo ovviamente a tempo debito. Noi ovviamente, certo, seguiamo quotidianamente quello che avviene sulle nostre spiagge, perché ovviamente sì, da lì passa una buona parte della nostra economia. Esatto, l'associazione della Costa Veneta, capitanata dal nostro presidente, dal sindaco Roberta Nesto, un'associazione tra l'altro utilissima, perché io, che sono un sindaco novello, sindaco di Chioggia, abbiamo questo tavolo di confronto, un tavolo di aiuto importantissimo,
anche perché le problematiche sulla sicurezza, sull'occupazione, sulla gestione vera e propria di una stagione balneare con un numero incredibile di persone che arrivano in 3 mesi, sono problemi comuni che partono da Porto Tolle e arrivano fino a San Michele del Tagliamento, perciò è una sorta di gruppo di autoaiuto, lo definisco così. E poi ovviamente per le problematiche della Bolkestein, per le problematiche che stiamo affrontando insieme, sicuramente fare squadra, fare rete è un valore maggiore per la difesa delle nostre spiagge, per offrire sempre di più una qualità del litorale veneto. Sindaco, noi ci aggiorniamo ovviamente su tutti questi e altri temi. Grazie quindi e buona Pasquetta al sindaco di Rosolina Michele Grossato, arrivederci. Grazie a voi e una buona Pasquetta a tutti i nostri telespettatori. Allora, siamo davvero in addirittura d'arrivo anche per questa diretta di Pasquetta. Abbiamo voluto un po' rasserenare il clima e raccontarvi insomma di questa Pasqua di ripartenza, di normalità, al di là di ogni retorica. È una Pasqua diversa rispetto a quella dell'anno scorso o di 2 anni fa, e quindi c'è anche un certo entusiasmo, il tempo sta aiutando. Vi lascio con questa immagine, no? Avete visto prima la nostra Lina Paronetto, il bicchiere targato Antenna 3, insomma la grigliata sul Piave va avanti ed è giusto che sia così. Quindi io vi ringrazio davvero per l'attenzione, ovviamente per la cronaca, l'attualità. Rientriamo in diretta alle 18:30 con il 7 della settimana dalla Regione, poi Venezia, e dalle 19:30 la diretta con il telegiornale di Treviso. Saluto e ringrazio dalla regia Francesco Ceron in plancia di comando, accanto a Mattia Pizzaia. Buona Pasquetta anche a voi e grazie davvero. C'è il meteo, a stasera. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Pasquetta con il sole grazie all'alta pressione, lambita però da aria fresca, ma insomma tutto sommato sarà una giornata perfetta per la classica gita fuori porta. Vediamo il dettaglio di lunedì 18 aprile. Sul Veneto prevale il sole, la nostra grafica infatti ben lo evidenzia. Saranno possibili soltanto un po' di nubi al pomeriggio, ma in genere senza precipitazioni. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra 3 e 9 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si esclude qualche rovescio sui rilievi. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 15-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà ancora soleggiato anche in questo caso, con qualche nube innocua. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.